Ciao amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei video messaggi d'amore e questa sera vi voglio presentare due ragazzi di Marsala che si vogliono bene. È da poco che si sono conosciuti e vogliono dichiarare il loro amore per via televisiva tramite noi, Strannamore Siciliano. Vi presento subito Maria. Ciao Maria. Ciao. E Vincenzo. Ciao Vincenzo. Ciao. Allora Maria, quanti anni c'hai? 18. E tu Vincenzo? 21. Siete tutti e due di Marsala, vero? Io sì, lui di... Io di Perrosino. Sempre di Marsala. Sì. Va bene, dimmi Maria, come mai, cioè come hai conosciuto Vincenzo? Praticamente che stavo lavorando ad un bar ed è venuto questo ragazzo dicendo che, diciamo, calunnia di un caffè, dai, e poi mi ha detto, dice, mi potresti dare il tuo numero di telefonino? E io, siccome mi è piaciuto anche, e gli ho dato il mio numero di telefonino e niente, questo qua. È praticamente sbocciato piano piano l'amore, giusto? Certo. Da quanto tempo è che siete insieme? 2 settimane. 2 settimane appena. Va bene, ditemi, che hobby hai tu? Praticamente ascolto lo stereo, fare La musica? la pulizia a casa, aiutare mia madre. Ecco, praticamente prima lavoravo, ora però per il momento voglio stare un po' libera, ascoltare lo stereo, uscire con lui, questi sono i miei hobby. Certo. Sport ne fai? No, Lunghe passeggiate magari. sì, questo. Mentre tu i tuoi hobby? Per me lo sport che non fa lei, faccio io, faccio palestra, gioco a calcio. La musica l'ascolti? Ogni tanto sì. Che tipo di musica ti piace? A me piace, diciamo, la rock e jazz. E a te? Ma è praticamente napoletana. Ah, napoletana, ti piace Gigi D'Alessi? Sì, anche Ci potevo scommettere. Angelo. Nello D'Angelo? Sì. Va bene, ascolta, noi questa sera ti diamo la possibilità tramite televisione di dichiarare il tuo amore verso il tuo fidanzato, ok? Come se il tuo fidanzato non fosse di fronte a te, tu devi dichiarare praticamente il tuo amore per via televisiva. Vabbè, devi dire tutto quello che senti per lui e lo stesso farà lui verso di te, ok? Ok. Va bene, vai Maria. Allora, ciao Vincenzo, ti volevo dire che la prima volta che ti ho visto è scoppiato subito il corpo di fulmine e praticamente ti ho dato il mio numero di telefono perché mi interessavi. E niente, io ti volevo dire che spero che questa storia andrà avanti perché, guarda, io sono stata fidanzata e non voglio soffrire di nuovo e spero che andiamo avanti. Praticamente tu conosci i miei genitori, ancora per il momento non conosco i tuoi, però praticamente come rispetto saluto i tuoi genitori e tua madre si chiama Vincenza e tuo padre è Gaspare e tuo fratello Peppe. Un bacio, ciao da Maria e spero di incontrarmi a più presto. Brava Maria, molto toccante. Va bene Vincenzo, ora tocca a te, fai figura, vai. Perciò, ciao Maria, sono qui a Strannamore Siciliani per dire, diciamo, se sono qui vuol dire che qualcosa c'è. E quindi teniamo duro fino alla fine, vediamo dove ci porta questo amore. Ok, bello anche questo. Va bene, complimenti. E auguri per il vostro amore, speriamo che arrivi naturalmente allo sbocciare del matrimonio, giusto? Va bene, bene amici telespettatori, abbiamo conosciuto due ragazzi che si vogliono bene. Ciao da Alberto, ciao anche da Maria. e ciao anche da Vincenzo. Ok, ciao amici, a dopo. Oh yeah!